Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venture. Come ogni venerdì vi portiamo un po' con noi e vi facciamo vedere come siamo organizzati, cosa dobbiamo fare durante i vari periodi dell'anno. In questo momento in cui registriamo il video siamo ai 15 di maggio, quindi a metà maggio, e stiamo facendo progressi nel nuovo impianto, quindi nell'impianto che abbiamo piantumato quest'anno, e stiamo operando, diciamo, nel andare a piantare i pali che poi faranno la struttura del vigneto. Noi andiamo a piantare un palo che è lungo 2,70 m, è un palo zincato che ci consente di dare una buona struttura al vigneto, allo stesso tempo comunque di avere un palo maneggevole nell'andare a piantarli, quindi nel fare proprio questo lavoro, e poi un palo che ci consenta comunque di meccanizzare una buona parte di operazioni di gestione della parete fogliare e soprattutto anche della raccolta. In questo caso andrà a macchina. Come potete vedere, nel frattempo le barbatelle si stanno sviluppando, stanno crescendo in altezza, perché comunque ha fatto una buona periodo di caldo. Adesso è tornato un po' il freddo e temperature un po' basse, quindi c'è stato un ritorno di freddo, si stanno un po' rallentando, ma tanta pioggia, e quindi hanno fatto sì queste condizioni che comunque le piante si stiano sviluppando. Noi generalmente quando abbiamo in programma un impianto nuovo, quindi andare a fare tutta quella piantumazione, piantare i pali, gestire tutto i distensioni di fil di ferro, organizzare tutto quello che sono i tutori eccetera, preferiamo farlo un po' prima rispetto a maggio, cioè nella parentesi che intercorre tra il fine potatura, legatura, diciamo, delle viti e, diciamo, la ripresa vegetativa vera e propria, quindi la parentesi di aprile. In questo caso un po' i pali sono arrivati in ritardo, un po' con il terzista abbiamo dovuto un po' incrociarci i vari lavori, quindi siamo arrivati forse un po' lunghi, ma possiamo ancora dire, diciamo, di essere in una parentesi abbastanza buona. Quindi in questi giorni andiamo a piantare i pali e poi dovremo fare comunque tutti i lavori di sistemare fil di ferri, distribuire fil di ferri, tutori, gancetti eccetera eccetera, in modo tale da completare quelli che sono i lavori qui del nuovo impianto. Per fare questo lavoro non abbiamo un macchinario noi, abbiamo chiamato un terzista che ha una macchina particolare, cingolata, monta un motore da 50-55 cavalli e un motore Yamaha che fa sì, diciamo, questo insieme di macchinario fa sì che con la dotazione che presenta ci può andare a fare i buchi dove noi dopo andiamo a piantare i pali. Il cantiere l'abbiamo organizzato così: nei giorni scorsi abbiamo distribuito i pali e poi nel momento in cui è arrivato il terzista dobbiamo andare a fare un po' tutto insieme, cioè lui fa i buchi e noi un po' stiamo dietro a piantare i pali, in modo tale che ci sia una conseguenza abbastanza, diciamo, stretta, anche perché può essere che il buco venga fatto leggermente meno profondo e quindi magari bisogna un attimo richiamarlo per andare a spingere un po' il palo, e quindi insomma dobbiamo stargli abbastanza vicini, ovviamente stando insomma un po' di distanza di sicurezza, ma riusciamo a lavorare in questo modo. Diciamo, l'organo principale che presenta questa macchina è questa punta di ferro agganciata a un sistema di percussione pneumatica che serve appunto nei terreni magari sassosi come i nostri. In realtà qui ha abbastanza piovuto nei giorni scorsi, per cui è abbastanza morbido il terreno, però ovviamente il sasso c'è, per cui quando trova la parte un po' più dura, ecco che aziona questo martello e va a spingere più forte questa punta finché proprio non fa il foro della profondità corretta. Ovviamente la macchina, come potete sentire, è bella rumorosa quando va a picchiare molto forte, per cui un po' il rumore del motore che deve stare abbastanza su di giri, un po' questo rumore molto forte del martello pneumatico. Ovviamente dobbiamo andare a usare le cuffie protettive per le orecchie, perché dopo una giornata altrimenti veramente insomma non è molto confortevole lavorare. Noi andiamo a piantare questi pali circa 70 cm nel suolo, quindi avanzano all'incirca 2 metri. Per aiutare un po' chi deve andare appunto a lavorare vicino a questo macchinario, abbiamo un nostro palo, un nostro tubo, come potete vedere, che fa la misura più o meno di circa 2 metri, in modo tale che abbiamo uno scarto abbastanza piccolo tra un palo e l'altro, e all'interno del vigneto più o meno i pali avanzino su di circa 2 metri all'interno di un po' tutto l'appezzamento, in modo tale che poi quando appunto passiamo un po' con la cimatrice, un po' con la vendemmiatrice, altri attrezzi che magari possono scavallare, legatrice a verde per esempio, si possa poi andare a tarare queste macchine
una volta tarate più o meno rimangono abbastanza fisse durante la lavorazione del vigneto e non ci trovino ingombri improvvisi. Ecco, negli ultimi anni stiamo piantando i pali leggermente un po' più alti rispetto a quello che piantavamo fino a 10-15 anni fa. Perché? Perché abbiamo visto che anche in fase di potatura preferiamo avere una vite un po' impalcata un po' più in alto per non stare troppo accucciati, per cui abbiamo la stessa parete foliare però impalcata un po' più in alto. Come sempre siamo a condividere con voi questo lavoro. Nel frattempo vi chiediamo se avete piacere di commentarci voi come siete organizzate quando andate a fare un lavoro così, che tipo di pali utilizzate, che tipo di pali potete usare, perché ogni zona ha anche delle magari restrizioni in base ai materiali, ai colori eccetera, e come vi organizzate in genere, ecco, quando andate a fare questi lavori, se andate giù a pressare per avete un terreno magari un po' più morbido, oppure se siete anche voi nelle condizioni di dover utilizzare un percussore pneumatico. Quindi se avete piacere scrivetecelo, che ci fa piacere anche a noi avere un po' un panorama di altre zone, altri tipi di lavori. Ecco, l'attrezzo che usa il terzista è collegato a un sistema di GPS che, una volta tarato all'inizio di questo lavoro, possa poi andare a piantare i pali, quindi fare i buchi di fatto, perché dopo alla fine questo attrezzo fa i buchi, e fa questi buchi in modo preciso dove deve cadere all'interno di uno schema che è stato predefinito. In questo caso noi abbiamo un sesto d'impianto di 2,60 m di larghezza per 90 cm tra una barbatella e l'altra, e questo attrezzo, una volta che lo tari a 4,5 m più o meno tra un palo e l'altro, lui fa un buco ogni 4,5 m nel posto preciso dove deve andare a cadere. Se uno volesse andare a cambiare questo schema, ovviamente può farlo all'inizio, e dopo il macchinario, attraverso appunto il GPS, può andare a regolarsi e quindi poi a gestire tutto l'impianto in modo che venga fuori bene la squadra perfetta e quindi ci sia anche un'uniformità poi della distribuzione dei pali. Ecco, quindi il nostro lavoro consiste per oggi a andare a seguire questo macchinario. Quindi quando lui ha fatto il buco, noi stiamo a circa un paio di fori di distanza, un foro, 2 fori di distanza. Una volta che lui ha fatto il buco, proseguiamo con recuperiamo il palo che abbiamo distribuito per terra, lo posizioniamo nel foro e poi cerchiamo di accomodare un po' di terra attorno attraverso l'utilizzo appunto del nostro palo di riferimento dell'altezza. Ci serve anche un po' per premere un po' la terra attorno, e poi cerchiamo anche di dare un orientamento di massima in modo tale che sia inclinato in modo più o meno corretto, ecco, o il più corretto possibile, affinché poi insomma venga fuori anche un lavoro esteticamente carino. Ovviamente poi c'è sempre un minimo di errore all'interno di questo lavoro, non sarà mai preciso al 100%, perché ovviamente un po' il terreno che può essere un misto di sasso, che quindi quando la punta va giù viene leggermente mossa, però insomma rispetto a farlo in modo un po' artigianale, ecco, questo secondo noi è un buon sistema per avere una buona resa, perché comunque è un lavoro abbastanza veloce, comunque ci vuole il suo tempo, ecco, però allo stesso tempo c'è anche un rendimento anche finale, una buona qualità di lavoro. Questo macchinario potrebbe lavorare in entrambi i modi classici nel fare questo lavoro, quindi in questo caso noi lo usiamo con la punta, il martello pneumatico, potrebbe anche essere usato nella pressione, con la pressione, la forza idraulica che ha notevole, e può andare a premere i pali. Diciamo che da noi, dove c'è questo terreno un po' più sassoso, un po' più duro, è difficile che vengano fatti a pressione i pali, perché piantare i pali a pressione vuol dire che l'80% vengono piegati, perché il palo ha una certa elasticità ma non è troppa, e quando trova il sasso sotto ovviamente sente la pressione e a un certo punto si piega e quindi non ha senso. Da noi quasi tutti ormai stanno piantando appunto con questo sistema, quindi punta che batte e poi si pianta il palo. Questo è l'alloggiamento dove andrebbe il palo se si volesse andare a pressarlo dall'alto. Vedete, qui ha un fondo, quindi si piazza il palo qui,
cui abbia una sorta di guida in modo tale che non faccia delle escursioni particolari, e poi con la forza idraulica ovviamente viene spinto giù e si può andare a piantarlo. Però nelle nostre zone, nei nostri terreni, sarebbe, come diciamo, quasi impossibile andare a piantare un ettaro in questo modo. Ecco, questa invece è la punta che serve per andare a fare questo foro. Si possono trovare più livelli in modo tale da scegliere quanto andare in profondità, e ovviamente poi questa punta è intercambiabile, si può andare a sostituirla con punte più o meno grandi in base al diametro del palo, in base al lavoro che si vuole andare a fare. Poi lungo tutto questo asse si può diciamo registrare un'inclinazione che serve, ovviamente andiamo perpendicolari per quando si va a piantare il singolo palo all'interno del filare, mentre vedete in questo caso ha questa leggera pendenza perché abbiamo già iniziato in questo momento, in cui registriamo il video, anche a piantare i pali di testata, per cui questi hanno una certa inclinazione. Si può scegliere quanto darne, se darne un po' di più, un po' di meno, e in base a quello che si sceglie poi si può dare l'inclinazione giusta e andare a piantare, diciamo fare un foro un pelino di traverso. Questa è un po' l'idea, e all'interno poi alloggeremo la nostra, in questo caso l'abbiamo già fatto, la nostra testata, una leggera pressione da sopra, e viene veramente molto incastrata e stabile. Ovviamente poi c'è tutta la parte, diciamo, di interfaccia di questa macchina con l'operatore, quindi ha questo schermo che serve per andare a visualizzare bene il punto in cui viene poi creato il foro per il palo, quindi c'è una sorta di autocentramento, ma poi c'è questa immagine che aiuta l'operatore proprio a trovare il punto preciso, e c'è anche un sistema automatico eventualmente di leve che servono per andare ad azionare in automatico. È molto particolare come cosa questo sistema idraulico. Poi la cosa più, diciamo, qualitativa, che ha secondo noi caratteristica più di qualità che ha questa macchina, è soprattutto che all'inizio si tara un po' la bolla che deve avere questa punta, e poi questa macchina può lavorare appunto sempre in bolla con il terreno, quindi anche se si hanno delle leggere diciamo salite e discese, i pali vengono sempre messi in bolla, quindi proprio cadono in modo corretto, e questo si può appunto memorizzare, quindi poi il macchinario può andare a recupera di fatto questa indicazione in modo tale che l'operatore possa poi sviluppare un lavoro di veramente grande qualità. Ecco, allora siamo arrivati alla fine anche di questo video. Come avete visto, abbiamo condiviso un po' con voi questo lavoro, che per noi non è la routine, perché lo facciamo una volta ogni 2 o 3 anni a seconda un po' dei programmi che abbiamo di impianto, però ci teniamo, insomma, ecco, a condividere anche queste cose un po' più particolari. Vi ringraziamo di essere stati con noi e vi diamo appuntamento come sempre venerdì prossimo con una nuova puntata.